L'emergenza idrica che si registra in tutta la Sicilia con casi drammatici come quelli che accadono in provincia di Agrigento richiedono interventi immediati, non solo manifestazioni di ottimismo e tavoli di crisi convocati nella giornata di oggi. Lo dice il capogruppo dell'ARS del Partito Democratico onorevole Michele Catanzaro, raccogliendo il grido di aiuto che arriva in particolare dalla provincia di Agrigento, dove settori produttivi preziosi come agricoltura e turismo stanno vivendo ore drammatiche. Un tavolo di crisi convocato per la giornata di oggi è assurdo, c'è una certezza di cui l'area politica di maggioranza deve prendere atto, afferma il parlamentare Catanzaro, quella che i governi di centrodestra, che quasi da 7 anni hanno in mano le sorti della nostra isola, non hanno saputo programmare un piano di emergenza immediato in casi di eventi calamitosi come la siccità. Una regione come la Sicilia, ricca di risorse idriche, si è fatta trovare impreparata, senza un piano di approvvigionamento alternativo, in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle aziende. È vero che gli invasi sono vuoti per la carenza di piogge, continua il parlamentare Catanzaro, ma è anche vero che solo oggi c'è una corsa affannosa a realizzare nuovi pozzi, rimettere in funzione i dissalatori inutilizzati e integrato da anni, che in provincia di Agrigento da decenni si perde in mare oltre il 50% dell'acqua erogata a causa delle reti colabrodo. Già un anno fa si prefigurava un 2024 con poche precipitazioni, ma solo pochi giorni fa sono arrivate alla Regione le risorse stanziate dal Governo centrale con lo stato di emergenza nazionale. Con questi fondi difficilmente si potrà tamponare l'emergenza per quest'estate. Non c'è tempo, aggiunge Catanzaro, si sta prefigurando un gravissimo danno d'immagine per la Sicilia e per la provincia di Agrigento, che con il titolo di Capitale della Cultura 2025 pensava a benefici e ricadute positive per il turismo, per l'agricoltura e per l'intero indotto. Governo regionale ancora una volta approssimativo e lontanissimo dai bisogni dei territori, conclude nel suo comunicato il parlamentare del PD Catanzaro.